E quindi diciamo la forza di questo spazio che è distilleria, che è negozio, che è museo, è bed and breakfast, è slow food, slow drink. E Paolo Mantovani ci ha raccontato che fa quasi 10.000 visitatori l'anno questo una museo bella della cifra, tradizione, ed è più del museo principale che c'è a Rovigo, quindi un pensierino, se fossi la provincia, insomma, lo farei su questa realtà che è veramente incredibile. Vorremmo elogiare troppo No, fondamentalmente di fatto Paolo, però devo dire che sicuramente è tra le realtà più virtuose su cui ci siamo imbattuti in questo percorso che abbiamo fatto quest'anno, e devo dire la verità, ci ha dato diverse soddisfazioni. Ecco, abbiamo parlato di slow e io vi suggerisco, per andare a trovare la distilleria Mantovani, vi suggerisco proprio di lasciare a casa la patente, prendere una bicicletta. Fare un bel percorso in bici, prendere un fine settimana partendo da Mantova appunto per andare verso il delta del Po, esatto. Fermarvi una sera appunto da Paolo, soggiornare lì perché poi vi servirà chiaramente il giorno dopo per recuperare e sicuramente non potrete tornare a casa con la patente una volta che siete in sera con la macchina, per cui questo è un consiglio che vi do, perché non resisterete assolutamente ad assaggiare quasi tutto quello che c'è e quindi di fatto godere appieno di questo posto in questo modo. Ecco, se può essere utile, noi lasceremo ovviamente in descrizione i link, la via, il sito, eccetera, eccetera. Ultima chicca, io sono stato chiamato anche poi da Paolo a fare dei piccoli servizi perché realizzano eventi anche, cioè la distilleria si apre a un certo punto, ad esempio con una castagnata ad ottobre, dove viene offerto tutto da Paolo, cioè fa una grande festa, un allestimento, vengono serviti aperitivi piuttosto che distillati e castagne per tutti e avvenimenti per i bambini. Dopo una settimana ha fatto un raduno Alfa Romeo molto bello e anche lì ha allestito tutto lo spazio, quindi diciamo che si crea un po' di festa all'interno di casa sua distilleria, e anche questo l'ho visto come un aspetto veramente interessante perché si va oltre il lavoro, cioè si va oltre il concetto di sto creando un distillato e lo condivido con tutti. Ho visto molta gioia, ecco, cioè ho visto proprio un lavoro molto sereno fondamentalmente, quindi fa un po' venire voglia di fare quel lavoro. Assolutamente sì, decisamente sì, effettivamente, anche se poi ci rendiamo perfettamente conto che è un lavoro estremamente complesso, difficile, richiede tante conoscenze, tecniche tradizionali. Molte di queste conoscenze ovviamente, come in quasi tutti i contesti che abbiamo avuto modo di visitare, sono fondamentalmente tradizione orale, quindi vengono tramandati di generazione in generazione. Vi sono chiaramente degli appunti scritti, ma posso assicurarvi che effettivamente è un bell'impegno mandare avanti e mantenere in piedi questo tipo di attività. Oggi come oggi è con dei colossi mostruosi che si impongono sul mercato con prepotenza, avere una chicca così, mantenerla sul mercato è effettivamente una cosa non da poco e richiede tanto sacrificio e tanto impegno, questo sicuramente sì. Ecco, quindi poi un goccio ci sta, Esatto. Quindi non vi resta che andare a Pincara. Non vi resta appunto che andare a Pincara e
fateci sapere magari nei vostri commenti Esatto. come è andata l'esperienza con Paolo e ovviamente mettete un bel like se questo video vi è piaciuto e continuate a seguirci. E condividetelo, Ciao a ovviamente. tutti.